trattamento nel 2003 dall'Agenzia delle Entrate Treviso. Non è un panificio? Sì. Sì, è famoso. Allora, prima mi aveva calcolato 7.000 euro, dopo gli diventai 20.000 e dopo gli diventai 120.000, perché loro gli calcolare in pratica tutte le entrate e le uscite, gli calcolare i ricavi. Comunque io ho fatto il ricorso, l'ho vinto in prima commissione provinciale, l'ho vinto, e adesso in pratica mi arriva sta letterina qua. Recente? Sì, venerdì. Un'altra roba pure. No, che in pratica mi scrive gentile contribuente. Non sei gentile? Non sei gentile? Contribuente sì, ma non gentile. In pratica mi non versa neanche il 30% che lui chiede. Mi è iscritto un'ipoteca sull'appartamento e anche lì ho due minori, e comunque sono andato avanti, l'ipoteca me l'ha tolta avendo vinto il primo grado. In pratica, come che diceva il nostro amico, questo è un avviso per chiusura di liti minori. In pratica adesso loro ha calcolato in pratica un importo inferiore ai 20.000 euro. Quindi no, avendo vinto il primo grado, io pago il 10% dell'importo che loro hanno dedotto, cioè 1.000 euro. Se paghi, nonostante che ti ha vinto e tutto quanto, se devono essere a 4 soci, in pratica vengono circa 1.000 euro a testa. Comunque questo è dal 2005 adesso, quindi adesso non ti ha chiesto più soldi, però le 1.000 sì, euro però su quel che loro mi ha chiesto, sull'importo che loro mi ha messo, con questo, pagando i 1.000 euro, vai a sanare la situazione con l'Agenzia delle Entrate. Però resta in piedi l'INPS. Quanti scheggi di l'INPS? Sarebbe 5.000 euro, perché disegno che il calcolo sui 20.000? sì, l'INPS sui 20.000, no? Sui 15.000. Vabbè, ma qui, scusami, no, posso avere 5.000 devi pagare dai mistici comunque. No, se no da pagarli, mi paghi, perché c'è il calcolo che loro gli ha fatto, di calcolarmi i ricavi, mi ha calcolato i ricavi. Siccome che va dentro un contributo che è al limite un domani a pensare. Allora, l'idea mia è non pagare neanche i 1.000 euro, perché con i 1.000 euro o vado a chiudere tutto, quindi la situazione è anche qui, sino a questo punto vale la pena portare avanti il ricorso, perché pagando i 1.000 euro ammetti i 20.000 automaticamente. Quindi un consiglio per chi si trova nella tua situazione. Prova a sentire. Per chi si trova nella mia situazione, non muore mai, fare ricorso, naturalmente serviva cartelli, ipoteche, eccetera, portare avanti il discorso. E naturalmente però bisogna essere abbastanza abili a contestare punto per punto quel che loro richiede.